Pasta camuddica, la mia ricetta. Si aggiunge un filo d'olio extravergine d'oliva sul fondo di un tegame, poi della cipolla tritata e la si lascia rosolare fino a che diventa trasparente. A questo punto si aggiunge della polpa fine o della passata di pomodoro. Si regola con un po' d'acqua e un pizzico di sale. Se si preferisce si può aggiungere anche un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Si fa bollire e si fa restringere delicatamente il sugo. A parte si inizia con del pangrattato di semola rimacinata e lo si fa tostare a fiamma moderata, mi raccomando a non bruciarlo. Appena ben dorato si può togliere dalla padella. Si prendono le acciughe sott'olio già liscate e si fanno a pezzettini. E con un filo d'olio e la fiamma delicata si fanno letteralmente sciogliere coi rebbi di una forchetta. A questo punto si incorpora l'olio aromatizzato di acciuga e le acciughe sfilettate e spezzettate alla mollica, sgranando molto bene, formando un tutt'uno molto saporito e molto compatto. Si butta la pasta. Una volta scolata al dente la si condisce con il sugo pronto. E si guarnisce con la nostra muddica atturrata, cioè tostata. Metti un like, condividi la mia ricetta e iscriviti al mio canale YouTube. Alla prossima!